Io lo so che c'è una parte di giornali, politici, uomini di potere che vorrebbero che questa storia finisse nel dimenticatoio. Io lo so che Jeffrey Epstein è un anello di un sistema molto, ma molto più grande e più potente. Proprio per questo l'attenzione su questo caso non deve scemare, perché Jeffrey Epstein non è solo un milionario pedofilo, è l'uomo che riprendeva le persone che entravano nelle sue residenze per avere rapporti sessuali. È l'uomo che poteva parlare con Donald Trump, Bill Clinton e Woody Allen. È l'uomo interessato alla politica italiana e a chi avremmo eletto. No, Jeffrey Epstein non faceva tutte queste cose solo per se stesso. Jeffrey Epstein era il terminale di un potere. Per questo non dobbiamo smettere di indagare, perché siamo giornalisti e il nostro compito è controllare il potere, non esserne il portavoce. Noi continueremo a indagare.